Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sugli integrali indefiniti e gli integrali definiti. Allora, cos'è l'integrale indefinito? In pratica è il contrario di fare la derivata. Cioè, se noi cerchiamo l'integrale di una funzione f di x, in realtà cerchiamo la funzione primitiva, si chiama così, la funzione la cui derivata è questa funzione da cui siamo partiti. Però abbiamo sempre qua più costante. In realtà quando facciamo l'integrale indefinito non abbiamo una sola funzione, abbiamo infinite funzioni che differiscono tra loro proprio di una costante. Perché se io faccio la derivata di questo, f maiuscolo più costante, poi la costante va via e abbiamo solo la derivata di f maiuscolo, che è proprio la funzione da cui siamo partiti. Ok, allora in generale è molto difficile, è molto più difficile fare l'integrale che la derivata. Non è così immediato, infatti vedremo varie tecniche. Adesso vediamo qualche regola. L'integrale di una costante per una funzione, allora noi possiamo portare fuori la costante. Se abbiamo l'integrale di una somma di funzioni, questa è la somma degli integrali. E adesso vediamo alcuni integrali di funzioni elementari. E come si ottengono questi? Semplicemente ragionando sulle regole delle derivate delle funzioni elementari e cercando di invertire. Integrale della funzione costante 1 è x, sempre più costante, adesso magari neanche non lo dico, è x, ma perché? Perché la derivata della funzione x è 1. Comunque nelle integrali si scrive sempre questo dx che è differenziale, però adesso non andiamo, cioè, non andiamo a spiegare esattamente perché. Allora, integrale di x all'alfa con alfa numero reale è x all'alfa più 1 fratto alfa più 1, poi sempre più costante, perché infatti se fate la derivata di questo troverete proprio x all'alfa. E questo vale per alfa diverso da meno 1, perché qui al denominatore avrei 0 e quindi il caso meno 1, cioè x alla meno 1 sarebbe 1 fratto x. Vediamo separatamente integrale di 1 fratto x e logaritmo naturale di valore assoluto di x. Se ricordate, quando facevamo le derivate siamo andati a calcolarci proprio la derivata e il logaritmo del valore assoluto di x, che era proprio 1 fratto x. Poi integrale di seno di x è meno coseno di x, integrale di coseno di x è seno di x. Basta pensare a quali sono le derivate del seno e coseno e si capisce subito. Allora, poi integrale di a alla x è a alla x fratto logaritmo naturale di a. E come conseguenza possiamo calcolare l'integrale di e alla x, perché qui prendiamo invece di a, prendiamo e, il logaritmo naturale di e è 1, e allora abbiamo l'integrale di e alla x e alla x più costante. Se ricordate, e alla x è quella funzione che ha come derivata sempre se stesso. La derivata di e alla x è alla x, l'integrale di e alla x è alla x. L'unica cosa che cambia è che più eventualmente una costante. Poi qui ci sono alcune derivate che abbiamo già ottenuto e poi cerchiamo di invertirle per capire gli integrali. Noi abbiamo già calcolato che la derivata di logaritmo naturale di valore assoluto di una funzione è la derivata della funzione fratto la funzione. E da questo si capisce che l'integrale di una derivata di una funzione fratto la funzione è il logaritmo naturale del valore assoluto della funzione, sempre più costante comunque. Poi sapevamo che la derivata dell'arco tangente è derivata della funzione fratto la funzione al quadrato più 1, e allora l'integrale di questo è arco tangente. Poi una funzione, una cosa simile a cosa che facciamo qua con le potenze di x. Allora, una funzione elevata all'alfa, se facciamo la derivata è alfa e la funzione è alfa meno 1 per la derivata della funzione. Quindi se si ragiona in modo simile di qua, se noi facciamo l'integrale della derivata di una funzione per la funzione elevata all'alfa, abbiamo la funzione all'alfa più 1 fratto alfa più 1 più costante. Queste regole specialmente torneranno utili quando vedremo delle tecniche di integrazione, utilizzeremo anche queste. Allora, abbiamo visto l'integrale indefinito. Adesso cos'è l'integrale definito? L'integrale definito mi esprime un'area, quindi noi abbiamo una funzione f di x
e abbiamo due punti sull'asse x A e B, e noi se noi facciamo l'integrale da A a B di f di x, questo mi esprime l'area compresa tra il grafico della funzione e l'asse x, quindi quest'area. E si può dimostrare appunto che l'integrale da A a B di f di x è uguale alla funzione primitiva, si scrive così, valutata tra A e B. Ma cosa significa valutata tra A e B? Significa che calcoliamo la funzione primitiva in B meno la funzione primitiva in A. E adesso, sì, questo ci permette di calcolare tante aree. Adesso vediamo un esempio semplice: integrale da 2 a 3 di meno x al quadrato più 5x meno 6 in dx. Sì, prima ho detto che in generale è molto più difficile fare le integrali che le derivate. Comunque fare l'integrale di un polinomio è molto facile, perché i coefficienti si possono portare fuori dall'integrale e poi dobbiamo fare solo integrali di potenze di x. Quindi integrale, adesso facciamo l'integrale indefinito intanto di questo polinomio. Allora abbiamo meno, perché si porta fuori la costante, x alla terza terzi più 5 x al quadrato mezzi meno 6, e poi dobbiamo ragionare così: meno 6 per l'integrale di 1, che l'integrale di 1 è x. E allora adesso l'integrale invece da 2 a 3 di questo, dovremo prendere questo polinomio, valutarlo in 3, meno questo polinomio, valutarlo in 2. Si può fare anche così direttamente, oppure mi sembra più pratico così, che andiamo a valutare in 2 e in 3 soltanto qui dove compare la x. Quindi abbiamo meno un terzo, x alla terza valutato tra 2 e 3, più 5 mezzi x al quadrato valutato tra 2 e 3, meno 6x valutato tra 2 e 3. Che appunto qua come si fa? Allora, x alla terza calcolato in 3 significa 3 alla terza, 27, meno 2 alla terza è 8. Qua abbiamo 3 al quadrato 9 meno 2 al quadrato 4. E qua vabbè abbiamo x valutato tra 2 e 3, significa 3 meno 2. Poi qua adesso andiamo a fare i calcoli e troviamo un sesto. Quindi quest'area qui è un sesto. Adesso se noi facciamo un disegno approssimativo qua, questa in realtà è semplicemente una parabola rivolta verso il basso, perché il coefficiente x al quadrato è negativo. Troviamo le intersezioni con gli assi x, risolvendo l'equazione di secondo grado, interseca in 2 e in 3 rivolta verso il basso. È una così, così come vedete qua nel disegno, e l'area che abbiamo calcolato è quella che ho colorato qui, l'area compresa tra le coordinate 2 e 3. Però attenzione su questa cosa dell'area, perché gli integrali, come sono definiti, quando abbiamo una parte di grafico sotto l'asse x, questa viene conteggiata come negativa, e quindi se voi faceste l'integrale di questa funzione da qua a qua, otterreste quest'area meno quest'area. E se voi non volete questo bisogna stare attenti, quindi l'unica cosa da fare qual è? È di disegnare, di trovare comunque le intersezioni con l'asse x, disegnare almeno un grafico approssimativo per capire la situazione, e quindi se voi interessa quanto è quest'area, fate l'integrale soltanto da qui a qui e poi vi verrà fuori un valore negativo, ma voi sapete che quello lì comunque rappresenta l'area, cioè cambiate di segno. E stesso discorso, fate integrare da qui a qui e vi viene fuori solo quest'area. E appunto quello che sì, se invece avete un esercizio dove semplicemente vi dicono trova l'area compresa tra il grafico di questa funzione e l'asse x, allora cosa bisogna fare? Intanto bisogna capire dove interseca l'asse x, se in alcuni punti va sotto l'asse, se in alcuni punti va sopra l'asse x come qua, e bisogna un attimo ragionare, perché se fate integrale e basta, come dicevo, in questo caso avreste quest'area meno quest'area. E poi potrete addirittura calcolare l'area compresa tra i grafici di due funzioni. Se la funzione f di x sta sopra e la g di x sta sotto nell'intervallo che vi interessa, allora quest'area compresa in mezzo è l'integrale da a b di f di x meno g di x. Poi si può usare le integrali anche per calcolare volumi, perché in pratica quando abbiamo calcolato le aree, l'integrale in un certo senso è una somma di infiniti segmenti.
noi tra A e B andiamo a sommare tutti i segmenti e se non interessa un volume, allora andiamo a sommare infinite fette del solido. Ogni fetta, quindi dobbiamo trovare una funzione che mi esprime ogni fetta. Allora è più facile con i solidi di rotazione. Ogni fetta è un cerchio di raggio R e questo raggio R coincide col valore della funzione f di x. Quindi questo volume sarà la somma di infinite fette integrale da A a B di cosa? Dell'area del cerchio r al quadrato per p, quindi f di x al quadrato per p, e poi p è una costante, si può portare fuori dall'integrale. Quindi questo è il volume solido di rotazione. Anche se non è un solido di rotazione dovete trovare una funzione che vi esprime l'area di ciascuna fetta del solido. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.